Ieri sera ero ad Agadir in un locale con degli amici, poi a un certo punto tremava la terra, si sentiva spavento. Nell'inferno di Marrakech e Agadir c'è anche lui, il volto simbolo dell'integrazione trevigiana, Abdallah Khesraji, presidente dell'associazione Hilal, da anni attivo soprattutto nell'accoglienza di profughi. Khesraji in queste ore si trova nell'area vicino alla sua città di origine per organizzare la festa dell'amicizia tra Italia e Marocco, sopravvissuto il termine giusto guardando le immagini di distruzione dall'Africa nord-occidentale. Va bene, ringrazio Dio, abbiamo avuto un momento un po' particolare ieri sera, ma tutto sommato è passata la grande paura. Gli amici tutti che escono spaventate, a un certo punto siamo usciti fuori il locale e per fortuna non ha successo niente. A metà pomeriggio il bilancio provvisorio ha superato i 1000 morti, 200 gli italiani sul territorio secondo i dati del ministro Tajani, nessun connazionale ferito. A seguire l'evoluzione con gli uffici della Farnesina, anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, nessuna criticità al momento per i nostri corregionali, dice, rivolgendo un pensiero commosso alla popolazione e una preghiera. Lo stesso Abdallah sta facendo da tramite con l'ambasciata. Mi hanno contattato da Treviso proprio la madre di una ragazza che diceva che è stata abbandonata nell'aeroporto, non c'erano, però alla nostra verifica tutto sotto controllo, l'aereo parte, quindi non c'è problema. In un'intervista al Corriere della Sera rilasciata nelle ultime ore, il feltrino Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha confermato come non vi siano relazioni tra le scosse registrate in Italia, Ancona e Campi Flegrei, con quelle del Maghreb. Da Agadir, Abdallah intanto ringrazia la comunità trevigiana che non lo sta lasciando solo, lui ma soprattutto il suo popolo. Anche a Giorgio Pavan in persona, che è il presidente del direttore generale dell'ISRA, anche a lui ha espresso la sua solidarietà e mi ha detto: se avete bisogno di qualcosa noi siamo qui. L'ex presidente della solidarietà Citti Caldato, sono tanti amici che mi hanno contattato. La merde.